L'incontro di oggi è stato molto interessante, noi lo viviamo come una grande sfida che lanciamo alle aziende performanti. Noi riteniamo che il poter rappresentare queste aziende come un unico aggregato e il poter far chiedere a loro determinate istanze di cambiamento sia effettivamente il più grande strumento di politica economica che abbiamo a disposizione. Se noi riusciamo, nell'ambito della ricerca e innovazione che segue in particolare, a far chiedere ai migliori un sistema performante, che non sia performante solo per loro, nel senso che loro già funzionano, ma che possa far performare tutto il territorio, potremmo creare quelle condizioni di attrattività che attualmente non ci sono ancora. Noi dobbiamo riuscire a creare il nostro futuro. Il nostro futuro è collegato alla ricerca e innovazione. Il fatto di rappresentare i performanti come un unico aggregato è un grandissimo strumento di comunicazione, ma anche efficace per poter raggiungere questi obiettivi e collocarci finalmente nei posti dove effettivamente questa regione merita.